Meglio stasera, baby, go, go, go. Dalla provincia, quella più ad ovest, ovvero da Piacenza, e qui a Rovigo con noi Maurizio Bronzini. Buonasera, parliamo di uomini e donne, due mondi di comunicazione totalmente diversi. Sì, perché noi uomini, lo sappiamo, siamo più diretti, non stiamo lì a misurare le parole, misuriamo altro. Lei mi ha schiacciato l'occhio 3 volte a casa sua. Ho detto ci provo anch'io, vado in un locale, offro da bere a una tipa, lei sorride, io le metto una mano sulla coscia, mi schiaccia l'occhio, 3 punti al pronto soccorso. Un ragazzo che arriva da Roma e questa volta è il turno di Federico Nuccitelli. Gli animatori turistici, sta gente, sto esercito di infervorati che alle 7:15 di mattina. Ciao! Io alle 7:15 di mattina mi devo specchiare i documenti per riconoscermi. Lui, ciao, sono Luca, sono il tuo nuovo animatore. Che cazzo sei? Ho organizzato un bellissimo gioco. Che hai organizzato? Giochiamo a freccette alle 7:15 di mattina sulla spiaggia di Copacabana. Dove ci stanno più culi che granelli di sabbia. Grazie! Comunque sia, è il 7° concorrente in gara e abbiamo Michele Giunta. Una salita improvvisa, una discesa improvvisa, una salita improvvisa, una discesa improvvisa, una salita improvvisa, ancora una discesa improvvisa. Ero finito in un centro commerciale, pieno di scale mobili, ma già che c'ero ho comprato un panetto di burro che lo metto nell'interno a coscia per andare più veloce, sa? Solo che ogni gara faccio 2 kg di panna. Abbiamo l'8° che arriva da qui vicino perché lui è di Padova e andiamo con Guido Marangoni. Scusate l'eccitazione, ma provate voi ad aspettare il vostro turno dietro alle tettone. Dietro alle quinte, signora. Alli che un mobile è conveniente, entro il negozio c'è tanta gente. Prendo il mio metro e la matita, mi guardo intorno, c'è pure no! Intendevo, c'è fiducia nella ricerca. E adesso che faccio? Lo dico, mi abbraccio. Grazie! Arriva da Torino, ladies and gentlemen, Cristiana Maffucci. Io rivoglio l'Homo erectus, quello con le sopracciglia folte, col corpo peloso e che quando ti parla ti fa io incontro soltanto più Homo erectus, quelli con le sopracciglia a forma di gabbiano, quelli che hanno il corpo più liscio del mio e che parlano, ma quando mai un uomo ha parlato? A 40 anni voglio un uomo che non me ne frega niente delle parole. E allora che ho fatto, signori? Mi sono ributtata sul mercato, sì, e la offro
Così, a muzzo. Bella la Maffucci, balliamocela! No, che ti ballano il mago Mergellino! Mica una sigaretta da firmi. No, vedi, Sì, cioè... volendo sì, però insomma non è il caso. Lo so, però c'ho le carte, che va a fare? No, a dire la verità, no, in realtà io le sigarette ce l'avevo pure, solo che ti spiego, questa è l'ultima, e siccome è meglio che piglio la tua. Cioè, mica pure da scendere, per favore. Sei venuto qua per È fare l'ultima da il pezzo 20 anni. per spaccare, non ho capito. No, perché ti spiego, allora l'accendi, no, perché in realtà io l'accendi, avevo i fiammiferi, però siccome i fiammiferi sono finiti, sono pochi, vabbè, meglio l'accendi. Ma se ne sono andati, no? Che No. non li sento più. No, perdonatemi signora, c'è una legge nel mondo della magia che dice che il più elegante di tutti al centro della scena dovrebbe essere il mago. Certo, io per quanti sforzi abbia fatto stamattina è evidente che lui è molto più elegante di me. Quindi ti devo chiedere una cortesia, te la puoi togliere? Al centro della scena c'è Paolo Franceschini! Con le mani! Vabbè, basta con le mani, basta con la musica, sennò Paolo mi rimane che mutando non è bello davanti al pubblico. Ah, non è quato il presidente! No, Mago Mergellino! Lo sto prendendo fuoco. Anche lui da Roma, signore e signori, Marco Ferrari! Tenda, dove sono papà Tendone e mamma Tendona? Non lo so, Tenda, non lo so, ci hanno lasciato qui senza nessuno, le tende da sole, la ringhiera, godo, la porchetta. Sono venuto a riscuotere. Mi scusi, quanto le debbo? 35 centesimi. Il pizzetto. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie. L'ultimo concorrente del concorso, direttamente da Milano, Arcano Pennazzi. Il futuro è nella merda, l'informazione è nella merda, ma tranquilli, a dividerla ce n'è per tutti. Dopo tanti TG spazzatura, finalmente la spazzatura che fa un TG infortuni sul lavoro. Rocco Siffredi si è rotto il cazzo. A selezionare intanto noi salutiamo questi fantastici ragazzi, grazie da parte mia di cuore, grazie veramente. Sono tutti quanti e mi dispiace stasera che due non ce la facciano, però insomma è così. Hai avuto flirts con persone famose? Il fratello di Ligabue. Miss Pessegatto 79. Dispiace non averlo visto. Gabriel Garco. Autovelox. La cosa più pesante che hai incontrato? Un libro di Alberoni. Un camion di ghiaia. Il regalo più inutile ricevuto a Natale? Un tagliabanane. Uno sì e basta. Il viaggio dei tuoi sogni? Polinesia. Colombia. Cosa vi compreresti? Papaya. Prodotti tipici. Appena la vedi vorresti subito cucinarla? Verdura. Antonella Clerici. La cosa più spaventosa che hai visto? Lo tsunami. Brunetta ministra. Che bella scena. No, ma...
Senti pure che gli è piaciuto. Ma no! Vedi, si sta sciogliendo. Guarda, se ne abbiamo un altro. No, ma Ma grande! Ma è bellissimo! Ma è un ballerino! Un'altra! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. È bellissimo! Ma guarda, no, fantastico! Un'altra! Melissa e Veronica che hanno girato tutta la sera per voi. Oh, scusa, mi è caduta la cartellina. Ok. Hanno raccolto tantissimi nomi e noi vi ringraziamo. Questo è solo un modo per avvicinarsi all'Avis.